Numerosi sono i disagi che si registrano quotidianamente in ambito sanitario. All'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento gli utenti e i pazienti lamentano gravi mancanze, soprattutto relative al presidio ospedaliero di città. Denunciati disservizi, lunghe attese, irregolarità, criticità nella struttura di Contrada Consolida. E intanto è tutta la pianificazione, tante cose che sta accadendo a pezzi. Così un ospedale così immenso che contiene una provincia. Secondo me non funzionano tante cose, non è che una cosa sola. Io sono venuto qua circa 2 mesi fa. Mi dovevano mandare l'esito o dovevano telefonare loro e ancora non hanno telefonato. Sono venuto 3 volte e ancora aspetto l'esito di quelle analisi che ho fatto e aspettiamo. Io sono andato a Sciacca mi ho trovato molto meglio di qua. È difficile intanto orientarsi tra i reparti perché c'è una scarsa, i cartelloni ce ne sono pochi, quindi uno che si deve spostare all'interno non sa se deve andare a destra, a sinistra e mettere. Oggi noi siamo stati in farmacia. Quindi perché per esempio io lo dicevo che i medicinali si doveva andare in farmacia, invece siamo stati prima alla medicina di base, poi siamo tornati qua. Nel frattempo vi sono lavori in corso sia all'esterno che all'interno del nosocomio per migliorarne l'efficienza. 5 mesi d'attesa mi rimandano via perché l'esenzione dice che la dovevo rinnovare, è stata rinnovata ma non me l'accettano. Per quale motivo? Perché c'era l'esenzione, si doveva rinnovare, è stata rinnovata ma lo devo dimostrare con gli incartamenti che io non ho, perché arrivano direttamente al medico. No, veramente va, anzi possiamo dire che funziona ora. Per me tutto va bene.